Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Subito i titoli di oggi. Mercoledì 4 marzo 2026. Il Medio Oriente torna sull'orlo della guerra e ancora una volta è l'Iran ad alzare la tensione. Missili e droni contro Israele e contro obiettivi nel Golfo, mentre il rischio di un'escalation regionale cresce di ora in ora. A Teheran, intanto, si apre la partita della successione dopo la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei. Tra i nomi più forti emerge quello del figlio Mojtaba, sostenuto dall'ala dura dei Pasdaran. La crisi si riflette anche sui mercati. Petrolio e gas tornano a salire e cresce il timore di una nuova scossa energetica per l'Europa. A Palazzo Chigi, vertice del governo sulla sicurezza delle forniture, mentre Matteo Salvini attacca Emmanuel Macron sul progetto di scudo nucleare europeo. L'Italia non è in guerra. Infine, la politica italiana. Al Senato la legge contro l'antisemitismo, mentre a Roma scattano diversi falsi allarmi bomba nelle sedi istituzionali. L'Iran incendia il Medio Oriente. Missili su Israele e sul Golfo. Teheran alza la posta della guerra. Il Medio Oriente torna sull'orlo di una crisi regionale e la responsabilità dell'escalation porta ancora una volta la firma di Teheran. Dopo i raid condotti da Stati Uniti e Israele contro obiettivi militari della Repubblica Islamica, l'Iran ha reagito, lanciando missili e droni contro Israele, contro basi occidentali e contro infrastrutture nei paesi del Golfo. Allarmi sono stati registrati anche nel Mediterraneo orientale, mentre diversi paesi della regione hanno rafforzato le misure di sicurezza. Secondo fonti militari occidentali, gli attacchi iraniani hanno colpito installazioni sensibili e spinto gli alleati a rafforzare la presenza navale nel Golfo Persico e nel Mediterraneo. Il rischio è quello di un conflitto sempre più ampio. Alla base della crisi resta la strategia aggressiva della Repubblica Islamica, che da anni utilizza milizie armate, missili e gruppi proxy per esercitare pressione su Israele e sugli alleati occidentali nella regione. La dinastia degli Ayatollah. Mojtaba Khamenei verso il potere. La rivoluzione diventa affare di famiglia. E restiamo a Teheran, perché mentre cresce la tensione militare, si apre anche la partita della successione. Dopo la morte dell'Ayatollah Ali Khamenei, tra i nomi più accreditati alla guida della Repubblica Islamica emerge quello del figlio Mojtaba Khamenei, figura influente negli apparati del potere iraniano e vicina all'ala più radicale dei Pasdaran. Mojtaba ha costruito la sua carriera politica all'interno dell'ufficio della Guida Suprema e negli ambienti della sicurezza del regime, consolidando negli anni una rete di relazioni con i vertici delle guardie della rivoluzione. La sua eventuale nomina segnerebbe un passaggio simbolico tutt'altro che secondario. La rivoluzione islamica del 1979 nacque per rovesciare la monarchia dello Shah, ma oggi il potere rischia di passare di padre in figlio, trasformando la teocrazia iraniana in una vera e propria dinastia politica religiosa. Secondo documenti dell'intelligence occidentale diffusi negli anni scorsi, Mojtaba avrebbe trascorso periodi nel Regno Unito per cure legate a problemi di fertilità, sotto pressione della famiglia affinché garantisse una discendenza. Un dettaglio che racconta bene una delle contraddizioni della Repubblica Islamica. Propaganda feroce contro l'Occidente, ma dipendenza dall'Occidente quando servono cure, tecnologia o servizi. La guerra scuote i mercati dell'energia. Petrolio in salita. L'Europa teme una nuova crisi. Ma la crisi non è soltanto militare. Le tensioni nel Golfo si riflettono immediatamente sui mercati internazionali dell'energia. Il prezzo del petrolio è tornato a salire, mentre il gas registra nuove oscillazioni sui mercati europei. Le borse reagiscono con forti movimenti, segno delle preoccupazioni degli investitori per una possibile escalation. Il punto strategico resta lo Stretto di Hormuz, il passaggio marittimo da cui transita una quota enorme delle esportazioni petrolifere mondiali.
Se quella rotta dovesse diventare instabile, le conseguenze potrebbero arrivare rapidamente anche nelle tasche dei cittadini europei. Carburanti più cari, bollette più alte e nuovi rincari energetici. Vertice Meloni sull'energia. Palazzo Chigi monitora la crisi del Golfo. Torniamo adesso alla politica italiana. Il governo segue con attenzione gli sviluppi della crisi internazionale. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato a Palazzo Chigi una serie di incontri con i ministri economici e con i vertici delle principali aziende energetiche italiane. Al centro delle riunioni la sicurezza delle forniture e l'impatto che un eventuale allargamento del conflitto potrebbe avere sull'economia italiana. Il governo valuta possibili misure preventive nel caso in cui i prezzi dell'energia dovessero tornare a salire nelle prossime settimane. Salvini contro Macron. Italia non in guerra. No allo scudo nucleare francese. E proprio sul rischio di un allargamento del conflitto interviene anche il vice premier Matteo Salvini. Il leader della Lega ribadisce una linea netta. L'Italia non è in guerra e non invierà soldati nel conflitto. La priorità, spiega Salvini, deve essere proteggere famiglie e imprese italiane dagli effetti economici della crisi internazionale. Il vice premier attacca poi apertamente il presidente francese Emmanuel Macron e il progetto di uno scudo nucleare europeo sotto guida francese. Secondo Salvini, l'Europa dovrebbe concentrarsi sulla sicurezza energetica, sulla stabilità economica e sulla difesa dei propri confini, evitando progetti strategici che rischiano di aumentare le tensioni internazionali. Antisemitismo. Il Senato discute la legge. Nuove norme contro l'odio anti-ebraico. E ora cambiamo decisamente argomento. Il Parlamento italiano torna al lavoro con diversi provvedimenti in discussione. Al Senato prosegue il confronto sul disegno di legge contro l'antisemitismo, con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di contrasto alla diffusione dell'odio anti-ebraico. Il tema torna al centro del dibattito politico in un momento segnato da tensioni internazionali e da una crescente attenzione sulla sicurezza delle comunità ebraiche in Europa. Allarmi bomba a Roma. Falsi allarmi tra sedi politiche e Palazzo Chigi. Giornata di tensione anche nella capitale. 4 falsi allarmi bomba sono stati segnalati tra sedi istituzionali e aree politiche della città, compresa la zona di Palazzo Chigi. Gli interventi delle forze dell'ordine hanno portato all'evacuazione temporanea di alcuni edifici e a controlli approfonditi da parte degli artificieri. Gli allarmi si sono rivelati infondati, ma gli episodi confermano il livello di vigilanza delle autorità, mentre il contesto internazionale resta particolarmente delicato. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta gli approfondimenti di oggi. Il dopo Khamenei. Come funziona la successione nella teocrazia iraniana? La morte dell'Ayatollah Ali Khamenei apre una fase delicata per la Repubblica Islamica. A differenza di molti regimi personalistici, il sistema politico iraniano è stato costruito proprio per sopravvivere anche alla scomparsa della sua guida. Al centro del sistema c'è la figura della guida suprema, massima autorità religiosa e politica del paese. La Costituzione iraniana prevede che in caso di vacanza del potere venga attivato un consiglio di transizione composto dal Presidente della Repubblica, dal capo della magistratura e da un rappresentante del Consiglio dei Guardiani. Parallelamente entra in gioco l'Assemblea degli Esperti, l'organismo di religiosi sciiti incaricato di nominare il nuovo leader. Tra i nomi più discussi emerge proprio quello di Mojtaba Khamenei, figlio del leader scomparso. La scelta della nuova guida avviene in un momento particolarmente critico. Il paese è coinvolto in una crisi regionale e il nuovo leader dovrà dimostrare rapidamente la propria autorità sugli apparati militari e sulle guardie della rivoluzione. Le crepe nel regime iraniano. Pasdaran, clero ed esercito. La lotta per il potere. Dietro l'immagine di un regime monolitico, la Repubblica Islamica nasconde da tempo divisioni profonde tra i diversi centri di potere.
La morte di Ali Khamenei potrebbe accentuare queste tensioni. Da una parte c'è il clero sciita tradizionale che rappresenta l'autorità religiosa del sistema. Dall'altra cresce il peso politico e militare dei Pasdaran, le guardie della rivoluzione, che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella gestione dello Stato. Secondo diversi osservatori, proprio i Pasdaran potrebbero diventare i veri arbitri della successione. Accanto a queste dinamiche c'è poi il ruolo dell'esercito regolare, storicamente meno ideologizzato rispetto alle guardie della rivoluzione e potenzialmente più vicino alla società civile. La vera partita per il futuro dell'Iran potrebbe quindi giocarsi proprio all'interno degli apparati del potere. Democratici divisi su Trump. Fetterman rompe il fronte della sinistra. La crisi iraniana sta dividendo anche la politica americana. Al Congresso, alcuni esponenti del Partito Democratico stanno cercando di limitare i poteri militari del presidente Donald Trump attraverso il War Powers Act, la norma che consente al Parlamento di intervenire quando il presidente utilizza la forza militare all'estero. Ma all'interno dello stesso partito emergono posizioni molto diverse. Il senatore democratico John Fetterman ha criticato apertamente il tentativo di bloccare l'operazione militare contro Teheran. Secondo Fetterman, il problema principale non è la decisione del presidente americano, ma la minaccia rappresentata dal regime iraniano e dalle sue attività militari nella regione. Una divisione che dimostra come la crisi iraniana stia diventando uno dei nuovi terreni di scontro della politica americana. Trump critica Londra. Tensioni tra Stati Uniti e alleati europei. La guerra nel Golfo provoca frizioni anche tra gli alleati occidentali. Il presidente americano Donald Trump ha criticato apertamente il premier britannico Keir Starmer per l'esitazione mostrata nel concedere l'uso delle basi militari britanniche durante l'operazione contro l'Iran. Secondo Trump, Londra avrebbe perso tempo prezioso prima di autorizzare l'utilizzo della base strategica di Diego Garcia, una delle infrastrutture militari più importanti per le operazioni nel Medio Oriente. La base, situata nell'Oceano Indiano, è considerata cruciale per il dispiegamento dei bombardieri strategici americani e per il controllo delle rotte marittime tra Medio Oriente e Asia. Le esitazioni di alcuni alleati europei mostrano le difficoltà dell'Occidente nel trovare una linea comune davanti a una crisi che potrebbe ridisegnare gli equilibri del Medio Oriente. E anche per oggi è tutto. Il TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, torna domani alla stessa ora. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con il Sussidiario.